Presidente Muraro, ormai in chiusura di mandato, però siete riusciti a trovare il tempo e soprattutto i fondi per un'ultima opera, anzi per ultimi due interventi. Questo è un impegno che avevo già preso qualche anno fa con due sindaci bravissimi perché amministrano molto bene il proprio comune, un accordo col comune di Gagliarina con Mario Capellotto e con Ezio Dan di Fontanelle. Erano due interventi anche minimali perché comportano poche migliaia e centinaia di migliaia di euro, nel rispetto di qualche anno fa dove si parlava di milioni. Sono riuscito a reperire le risorse necessarie per poter, prima di tutto, rispettare la parola che avevo dato a questi due sindaci e fare un ulteriore intervento proprio per la sicurezza sia di Gagliarina che di Fontanelle con questi due interventi. Il primo riguarda Gagliarina dove verrà fatta una rotatoria a Francenigo, dopo c'è un contributo di 30.000 euro in un'altra località di Gagliarine, hanno già buttato giù una casa perché avevano necessità di questi 300.000 euro per poter eseguire questa rotatoria che oggi abbiamo sottoscritto. Il secondo è la frazione di Vallonto a Fontanelle, dove qualche anno fa, in presenza del cimitero della frazione di Vallonto, il quale i cortei funebri dovevano percorrere un centinaio di metri della strada provinciale trafficatissima, abbiamo fatto un intervento di 250.000 euro dove ci sarà una strada parallela provinciale, per cui sicurezza per coloro che accompagnano i propri cari in cimitero e dall'altra parte anche il non impedire al traffico notevole che proviene dalla tangenziale di Gagliarine per andare verso l'Opitergino di avere l'ostacolo di questi cortei funebri. Soprattutto questo è un intervento che riguarda sicurezza per i cittadini. Appunto, Presidente, ultimi progetti, questi sono gli ultimi che avete in cantiere. Con i bilanci, dopo la Del Rio, la legge del Rio e la riforma delle province, purtroppo siamo passati all'ordine di grandezza di 50-60 milioni di investimento nelle opere pubbliche e sulla viabilità in provincia di Treviso a qualche centinaia di migliaia di euro, 200-300 mila euro. Io mi auguro che questa funzione, che questa caratteristica negativa possa concludersi. Dall'altra parte credo di aver rispettato tutti i miei impegni che ho fatto con le amministrazioni comunali negli ultimi anni, questi miei due mandati. Un unico rammarico che questo pesa veramente forte nel mio intimo, che è non aver portato e concluso il percorso del casello di Santa Maria al Piave. Dopo aver lavorato 5-6 anni con l'ingegnere Castellucci dell'Autostrade per l'Italia, con l'ANAS, con la sovrintendenza perché la strada era vicino al Piave, per cui tutta un'area SIC. Quando avevamo fatto la quadra del casello, dove l'ANAS metteva 18 milioni insieme alle autostrade per fare il casello di Santa Lucia di Piave, noi dovevamo fare un paio di chilometri di collegamento alla strada di Stradonelli e sono mancati i soldi, sono mancati per la provincia i 6 milioni di euro e questo ha bloccato questo intervento. Mi auguro che possa essere ripreso perché sarebbe veramente la conclusione di una ottimizzazione viabilistica nella nostra provincia.